presentati oggi a Treviso alla Camera di Commercio i dati dell'annata agricola 2024 redatti da Veneto Agricoltura. Andiamo a sentire la voce dell'assessore regionale Federico Caner, di Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura e del direttore Nicola Dell'Acqua. È un 2024 che si è chiuso in maniera molto positiva, con una crescita del 2,5% del valore che sfiora circa gli 8 miliardi della nostra agricoltura, quindi un valore molto importante nonostante le difficoltà dell'annata legate al tema climatico, alle fitopatie che abbiamo visto in campo e quindi alle difficoltà legate anche alla siccità da una parte, oppure a un'eccessiva piovosità in alcuni periodi, penso a primavera. È stata un'annata tutto sommato positiva, abbiamo avuto un aumento del valore della produzione del 2,5%, 7,9 miliardi di euro, i dati stimati dall'Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura, e la saldo della bilancia commerciale lo stesso, abbastanza stabile, neutro, un lieve deficit di meno 20 milioni, ma insomma ci sta, e il numero delle imprese praticamente costante negli ultimi anni. Da segnalare sempre ovviamente l'incremento delle società di capitali, che ogni anno presenta un incremento del più 8%. Questi dati come vanno letti? Questi dati vanno letti positivamente, sicuramente, pur con i problemi legati al meteo, al clima, perché effettivamente sono dati che nel complesso sono positivi, però se andiamo a vedere poi all'interno delle singole culture, ci sono delle culture che quest'anno hanno molto sofferto in termini di rese. Parlo dei cereali autunno-vernili, delle culture industriali e delle culture orticole, che sono molto importanti nel panorama veneto. Molto bene invece le culture frutticole e poi in alcuni casi altre piccole culture di nicchia. La situazione della siccità non si combatte a livello regionale, ma si combatte a livello di distretti, continuo a dirlo. Qui in Regione Veneto abbiamo due grandi distretti, che è quello del Po e quello delle Alpi orientali. Si combatte innanzitutto non abbassando la guardia. Non è possibile che ogni volta che comincia a piovere un pochettino non si pensi più a questo problema. Il problema c'è, il Po ha questo problema, l'Adige, il Piave hanno questo problema, e stiamo facendo tutte quelle politiche insieme all'ANBI, che non abbassa la guardia. Fatemelo dire, l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane non ha abbassato la guardia, sta continuando a lavorare, sta investendo milioni anche del PNISSI governativo. Il PNISSI è il piano nazionale delle infrastrutture messo in campo dal Ministero delle Infrastrutture, che anche in Veneto vuol dire più di 100 milioni, si sta lavorando. Certo, non si è più probabilmente sulla bocca di tutti perché ha cominciato a piovere, sta nevicando, ma stiamo continuamente lavorando.